Onorevole Marco Falcone, oggi ad Agrigento per lo scambio degli auguri, ma anche per fare il punto un po' sull'attività parlamentare che lei ha condotto in questo periodo. Certamente stasera qua ad Agrigento per incontrare amici, amiche, per incontrare il territorio e per non perdere quel rapporto che abbiamo forte con il territorio agrigentino, che va valorizzato, va sostenuto, va rafforzato. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in campo in un contesto planetario molto complesso, complicato per via delle guerre e per le conseguenze recessive che le stesse guerre comportano. Qua anche in Sicilia sta cambiando il paese Italia, cambia anche la Sicilia e allora è giusto che ci attrezziamo, che noi come Forza Italia non soltanto incontriamo gli amici per uno scambio di auguri, ma anche per fare delle riflessioni su quella Sicilia che vogliamo, su quella Sicilia che immaginiamo, sulla Sicilia che vogliamo progettare nei prossimi anni. In questo senso stasera incontriamo decine e decine di amministratori, decine e decine di amici e amiche con i quali vogliamo condividere un percorso comune per i prossimi anni. Ecco, si vive un momento difficile in Parlamento per via di questa guerra. La crisi energetica, il caro carburanti sta mettendo in seria difficoltà i pescatori e i trasportatori. Ecco, in questo senso cosa pensate di fare? Guardi, noi abbiamo fatto degli incontri, abbiamo portato le marinerie siciliane dal commissario europeo Kostas Kadis per sollecitare che nel prossimo bilancio pluriennale ci siano degli interventi consistenti per la pesca che riguardino l'ammodernamento, che riguardino il sostegno alla rigenerazione generazionale, che riguardino anche un sostegno, diciamo così, a un settore che oggi versa in grande crisi, anche a seguito delle limitazioni che vengono fatte per le riserve marine. E allora in questo senso però dobbiamo anche capire e comprendere che ci sono una diversificazione di competenze tra quelle europee, tra quelle nazionali e quelle regionali. Noi abbiamo anche stimolato la competente autorità regionale a mettere in campo delle azioni di sostegno, ad esempio al reddito, di sostegno per quanto riguarda anche il fermo biologico, così come anche a livello nazionale, ma lo facciamo perché riteniamo che il settore della pesca oggi qua, soprattutto in Agrigentino, rappresenta una grande risorsa non soltanto economica ma anche culturale. La sconfitta del referendum sta causando vari cambiamenti al governo, ma anche all'interno di Forza Italia. Guardi, purtroppo in Italia nel dopoguerra mai nessun governo ha vinto un referendum confermativo, soltanto nel 2020 ci fu la vittoria per la riduzione dei parlamentari, dopodiché mai nessun governo l'ha vinto. Certamente noi credevamo che il merito della riforma fosse assolutamente in linea con il sentire degli italiani, perché una giustizia più efficiente, più efficace, più veloce, meritocratica, garantista potesse essere utile a un processo di modernizzazione italiano in linea con l'Europa. Purtroppo gli italiani hanno deciso diversamente, noi ne prendiamo atto, però è chiaro che ogni verifica elettorale, anche quella referendaria, porta con sé delle conseguenze, ne dobbiamo prendere atto, dobbiamo comprendere che gli italiani e i siciliani vogliono guardare oltre, vogliono una prospettiva di governo e il centrodestra non può sottrarsi da questa logica di creare, di determinare, di pianificare una logica di governo efficiente, efficace, soprattutto che dia garanzia per il futuro a tanti giovani che oggi rischiano di andare via. Noi dobbiamo riportare i migliori cervelli e dobbiamo mantenere qua le migliori energie. Ci sarà la scesa in campo di Marina Berlusconi? Guardi, non lo so, certamente io non parlo con la presidente di Fininvest e di Mondadori, io parlo con il partito, certamente la famiglia ha un grande ruolo, la famiglia è parte integrante del partito e certamente dobbiamo prendere anche i suoi suggerimenti, i suoi consigli che derivano anche da una grande esperienza imprenditoriale e professionale. Un'ultima domanda, ad Agrigento si voterà come in diversi comuni amministrativi. Forza Italia come si sta preparando a questo voto importante e determinante anche per la guida di alcuni comuni? Guardi, io spero che soprattutto nei comuni capoluogo il centrodestra ritrovi le ragioni di una unità, a iniziare da Agrigento.
non dobbiamo far prevalere personalismi, non dobbiamo far prevalere posizioni di rendita, ma dobbiamo lavorare perché quello che c'è a livello nazionale, c'è a livello regionale, possa essere replicato nelle migliori forme e con le migliori volontà di buon governo anche ad Agrigento. Gli agrigentini meritano tanto ed è giusto che diamo la migliore formula, la migliore proposta politica che poi si deve tradurre anche in buon governo. Ci sarà un rinnovamento nella segreteria regionale? Guardi, questo noi lo auspichiamo, noi riteniamo che questa segreteria abbia già fatto il suo corso. Voler mettere la testa sotto, diciamo, la sabbia come gli struzzi mi pare, come dire, ormai anche stucchevole. Noi andiamo avanti con un percorso, noi riteniamo, e lo abbiamo anche detto, io l'ho detto anche al Presidente della Regione, ma l'ho detto anche al Commissario Caruso, che lui debba fare un passo di lato, perché assieme a lui possiamo rinvigorire, ridare slancio, se vogliamo anche fiducia a tanti giovani e a tante persone meno giovani che vorrebbero avvicinarsi a Forza Italia ma non vedono i principi di meritocrazia. Dall'altro lato, se invece ciò non sarà possibile, si andrà a congresso, noi presenteremo la nostra proposta che alla fine siamo convinti si affermerà, ma non nell'interesse di una parte, nell'interesse del partito e nell'interesse della Sicilia e dei siciliani.